vale la pena, secondo me, un po' approfondirlo. Perché Marcello dice ma i PDTA senza rete funzionano e poi soprattutto devono essere aziendali o regionali? Ecco che quindi diciamo che stiamo arrivando al dunque, perché il PDTA è un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale e ha due livelli, assolutamente due livelli. Il livello del ragionamento clinico, cioè clinicamente quello che tu fai a un singolo paziente che ha bisogno magari che ha un capomammella, tu lo puoi scrivere a livello regionale, perché è quello, cioè fai la stadiazione, decidi la strategia di cura, decidi se deve fare l'intervento chirurgico, la chemio, la radioterapia, poi dopo deve fare il follow up. Questo percorso tu lo puoi disegnare a livello regionale e andrà bene in ogni azienda, cioè può essere calato tra virgolette dall'alto, gestito dall'alto, però nelle aziende cosa succede? E lì arriviamo alla parte organizzativa, che è la seconda parte del documento, normalmente di quelli che poi si sviluppano. A quel punto tu nelle singole aziende devi vedere quali pezzi del processo che ho appena descritto hai. Ad esempio, a Nuoro non abbiamo la parte chirurgica, quindi noi ci dobbiamo affidare a qualcuno che ce la fa. Dopodiché ritorna il paziente col capomammella da noi, abbiamo la chemio, benissimo la facciamo noi. Abbiamo la radioterapia, benissimo la facciamo noi. Serve la PET, serve la medicina nucleare, noi non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo affidarci a qualcuno che ce la faccia. Quindi cosa sto dicendo? Che la parte organizzativa deve essere scritta all'interno delle singole aziende e quindi è un secondo livello. E andiamo alla rete. Ho appena detto che noi non abbiamo la parte chirurgica della mammella, ma abbiamo gli acceleratori lineari. Oristano ha gli interventisti chirurgici, se ce li ha adesso non ricordo, ma non ha gli acceleratori lineari, quindi dobbiamo disegnare la parte clinica che va bene per tutti, la parte organizzativa che invece deve essere assolutamente declinata dentro le aziende perché ci sono tecnologie personali differenti e soprattutto deve essere unito all'interno della rete, perché è soltanto nella rete che poi, come dire, si scrivono le regole per far confluire i pazienti che devono fare la PET, ad esempio tra Cagliari e Sassari, e quelli che devono fare la radioterapia tra Businco, Nuoro e Sassari di nuovo. Quindi diciamo che questi pezzi si incastrano. È stata brava Francesca Piras e l'assessore a spingere nella formalizzazione di questo ragionamento. Quindi diciamo che stiamo arrivando a Dama, io dico a Dama, insomma è anche in maniera abbastanza conscia, perché come vedete i temi sono abbastanza discussi e abbastanza chiari, io penso. Grazie.